Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale insulso. Ma adesso bando alle ciance e diamo subito la linea al TG per le anticipazioni flash delle notizie del giorno dalla vostra città. Chi cambia canale gli cascano le balle. Roncade. Questo distinto signore voleva sfoggiare la sua forza al punchball di fronte alle milfone del paese, ma aveva bevuto un albio di Cabernet e ha sbagliato mira. Il vecchio ha colpito il bussolotto con la testa ed è rimasto gravemente rincoglionito. Rustega. Voleva caricare velocemente la moto sul pick-up, ma ha preso la pedana sul muso e ha subito imparato a bestemmiare in giapponese. Terrasso. Voleva scattare un selfie fuori dal bus, ma ha preso una craniata fotonica. Il colpo si è udito nel raggio di 10 km. Oppeano. Stava facendo le prove di lapadance, ma il palo era stato attaccato con lo spuaccio. Gran pacca in testa e culate tutte ammaccate. Caltana. Faceva le acrobazie con la bicicletta, ma ha preso male le misure ed è caduto rovinosamente per terra. Il giovane si è consumato i denti e le gengive sul pavimento e ora per bestemmiare dovrà ricorrere all'alfabeto farfallino. Istrana. Saltavano allegramente sul tappeto elastico, ma ad un certo punto il più ebete è decollato e quasi si impirava il palo nel culo. Tanto spavento, ma tutto è bene, ciò quel che finisce bene, tutto a posto. Baruchella. Aveva appena ritirato un'auto usata, ma a occhio ha preso una grande inculata. Il malcapitato è tornato dal venditore e gli ha messo la leva nel cambio su per il culo. Campodoro. Aveva deciso di scendere dal scivolo del Luna Park in piedi, ma è stata proprio un'idea di merda e ha preso una botta così grossa che subito dopo è salita sul Brucomela e sta girando da 3 giorni. Sarego. Il titolare dell'azienda e suo fratello stavano lavorando come dei mussi, mentre le due fidanzate ciappavano il sole in relax. E allora gli si sono girate le balotte e le ha negate con la bena piena di pisso. Durlo. Voleva attraversare il russello con la bicicletta, ma era furbo come un water ed è finito sotto acqua. È stato ripescato dopo 4 ore di ricerca. Cavarzere. Avevano acquistato un televisore da 68 pollici e volevano trasportarlo a casa in motorino per risparmiare i 20 euro di trasporto, ma erano i famosi coniugi Mario e Francesca Colcereso, dove l'usa ebete e l'altra peso.